Ciao, sono Ale Pittoni e questa è la storia di Calzedonia, un brand nato a Verona negli anni 80 e diventato il cuore di uno dei gruppi fashion e lifestyle più forti d'Europa. Tutto comincia negli anni 80 con Sandro veronese, laureato in economia, che entra nel mondo della calzetteria lavorando per Golden Lady e quindi nel 1986 fonda Calzedonia e apre i primi negozi a Verona. All'inizio il focus è chiarissimo: calze, collan, prodotto accessibile, posizionamento semplice ma fortissimo. Tra il 1988 e il 1989 Veronesi capisce che un brand così non può vivere solo d'inverno e allora si inventa i costumi da bagno. Geniale, perché serve a riempire il vuoto estivo. Ma il vero punto non è solo cosa vendere, è come costruire il modello. Veronesi comincia infatti a verticalizzare tutto: produzione, fornitura e rete retail. Prima i costumi, poi i calzini, poi le calze donna. Nel 1990 arriva anche la prima filiale estera in Francia. Nel 1996 arriva la seconda grande svolta con la nascita di Intimissimi. È il momento in cui Calzedonia smette di essere solo un'azienda di calze e diventa un gruppo multibrand. Poi nel 2003 arriva The Zenis con un linguaggio più giovane e veloce e nel 2009 Falconeri, che porta il gruppo dentro il segmento premium della maglieria in cashmere. E qui sta la grande genialità imprenditoriale di Veronesi. Non si è limitato a costruire un marchio forte, ha costruito un ecosistema di brand diversi, ma con la stessa logica industriale: controllo della filiera, punti vendita monomarca, identità molto riconoscibile e rapporto qualità-prezzo sempre centrale. Dal 2010 il gruppo allarga ancora di più i propri confini e diversifica le proprie attività. Arrivano Telieme per il bridal e la cerimonia, Antonio Marras sul fronte creativo, poi il vino con Signor Vino e varie tenute, fino alla nautica di lusso con Cantiere del Pardo, Grand Soleil, Pardo Yachts e Van Dutch. A quel punto non stiamo più parlando soltanto di moda, stiamo parlando di lifestyle, esperienza e posizionamento. E nel 2023 avviene il passaggio simbolico più importante. Il gruppo Calzedonia cambia nome e diventa Oniverse, un rebranding che, oltre ad essere l'anagramma di Veronesi, serve a raccontare meglio quello che il gruppo è ormai diventato: un universo di marchi, persone e visioni che va molto oltre il solo brand Calzedonia. E i numeri oggi lo confermano. Nel 2025 il gruppo supera i 3,7 miliardi di euro di ricavi, conta oltre 5.500 store nel mondo ed è presente in 59 paesi, ma il quartier generale resta sempre lì, nel veronese. Ed è forse proprio questo il punto più interessante della storia del gruppo: essere diventato globale senza smettere di ragionare da impresa veneta. Concretezza, velocità, controllo e visione commerciale. Da Verona al mondo, il gruppo Calzedonia, oggi Oniverse, è a tutti gli effetti una Veneto icon.